Any ideas? Salve a tutti, benvenuti, salve a tutti, salve. Forse ho esagerato un po' con le presentazioni, aspettate che devo abbassare il volume del cellulare, che oggi mi servirà particolarmente per vedere un po'. Allora, vediamo, qua c'è un'altra telecamera che inquadra, inquadra qui dove ho la mano, come vedete, guardate che anima di pacchi che ho qua. C'ho altri pacchi qua, c'ho altri pacchetti qui, pacchetti col sorriso, altro pacchetto col sorriso, fa il sorriso non c'è, non si fa una risata questa, ce l'ho davanti, vabbè comunque è Amazon pure questo, qui vabbè c'è sta un po' di tutto, un po' di casini, vinili da tutte le parti, come se piovessero, Volete un vinile, ci volete fare un poster, non so, qualcosa, volete appendere, muro? Come fa Francis? Vabbè, allora innanzitutto salve a tutti, salve Mirko, salve Congi, salve, spero che l'audio arrivi, salve anche a tutti gli altri che si stanno connettendo, che arriveranno, salve a chi vedrà questo video in differita perché magari aveva altre cose da fare, non tutti, poi io vado in diretta così vado così all'improvviso, insomma, senza preavviso, e quindi ovviamente le dirette possono essere viste da pochi, da chi gli arriva la notifica e da pochi altri, insomma. Quindi niente, mi fa più piacere poi se magari il video viene visto anche in differita. Sì, vabbè, c'ha la sordi, non è proprio così.
non è tutt'oro quello che luccica. Niente, praticamente vi voglio far vedere bene, facciamo una transizione, così vi faccio vedere bene. Ecco, io adesso sono piccolo qui, queste sono tutte le scatole che ho qui sopra, c'è un sacco di roba. Non le apriremo oggi tutte, ne apriremo solo una sola, una. Ne apriremo solo una perché praticamente le altre poi con più calma non è questo il, diciamo, il momento che volevo dedicare a fare tutti questi unboxing. Benvenuto Deep, grande amico Deepak Murti. Io vi invito sempre a seguire sia Congi DJ nelle sue bellissime dirette, spesso mi troverete anche a me quando ho tempo, perché mi piace moltissimo ascoltare la musica che propone, come la propone sul suo canale Twitch di Congi DJ. Quindi seguite Congi DJ sul canale Twitch, attivate pure tutte le campanelle oltre al follow, perché così quando lui va in diretta, vabbè che lui lo annuncia anche su Facebook, comunque magari se avete solo Twitch, magari Twitch ve lo ricorda attivando la campanella sul canale di Twitch di Congi DJ e del DJ's Got Talent, ok? Quindi cercate questi due canali su Twitch, il DJ's Got Talent e Congi DJ. Deepak seguitelo su YouTube, dove ha pubblicato tutte diciamo i suoi capolavori, That's My House, Sunrise e tutte le altre. Insomma, io ho tutti i dischi. Tra l'altro Deep si è meritato, ovviamente, scusate, tanto stiamo chiacchierando, questa è una diretta molto en passant, come vedete. Ecco qui Deepak Murti, i vinili del grande Deep. Io poi le tengo come una reliquia, i vinili, chi mi segue lo sa che li tengo proprio in condizioni perfette. Sì, piccolo spazio pubblicità, esatto. Ma andiamo al vero motivo di questa diretta, prima di fare l'unboxing. Il motivo di questa diretta è che io ultimamente, costretto a stare dentro casa, ho pensato di fare un'altra cosa, un qualcosa di diverso da quello che era il mio solito. Mi sono aperto uno store su Amazon, ok? Dove io posso vendere qualsiasi oggetto che sta in vendita su Amazon, ok? Questo store, ovviamente, io essendo patito di vinili, essendo patito di giradischi, amplificatori, piastre, cuffie, microfoni, puntine, panni dei giradischi, cuffie e chi più ne ha più ne metta, lo ho principalmente alla nascita l'ho orientato al DJing, quindi console, CDJ, MDJ, e ho diviso, diciamo, i migliori prodotti che ha Amazon a catalogo, li ho divisi per categorie e in ogni categoria non ho messo migliaia di prodotti che non si capisce niente, che uno quando comincia a cercare su Amazon un prodotto poi ne trova uno, un altro e perdi ore e ore, perché poi dice ma qual è meglio, questo, quello, quell'altro? No. Allora lì ho cercato come è stata fatta questa ricerca. Essendo io, diciamo, un DJ e quindi avendo già una base per capire tutti gli apparecchi che vengono proposti da Amazon e conoscendo bene parecchi siti internet di rivenditori fisici di materiale per DJ, non ultimo quello che ho sul cappello, Goody Music, ma oltre a Goody Music ce ne sono tanti altri. Allora io ho messo un po' tutti insieme, non ultimo anche Mercatino Musicale, strumenti musicali, ce ne stanno tanti che hanno pure la parte DJ già bella e divisa, però i negozi strutturati come Disco Più pure solo per DJ, diciamo, hanno una buona cernita, però anche da loro bisogna andare ulteriormente a cernitare il materiale, perché sennò è troppo materiale per poter poi fare una scelta abbastanza oculata, abbastanza ponderata. Allora, quindi io diciamo passerei subito a farvi vedere questo store come l'ho organizzato,
come si presenta. Io ovviamente vi faccio vedere la versione PC, quella di telefonino non so come si presenta, perché non ne ho assolutamente idea. Vediamo se io faccio una transizione, innanzitutto se mi continuate a sentire. Allora, questo è il mio store, ok? È il mio store. Adesso apro Opera, eccoci qua. Questo è il mio store e qui potete vedere tutte le varie categorie di prodotti che io ho messo. Ovviamente ci ho messo pure i pendrive, perché i pendrive servono per mettere la musica dentro sia i lettori multimediali CDJ, MDJ, e sia dentro tutte le varie console che stanno qua. Quindi troverete anche gli hard disk USB 3, alcuni hard disk USB 3 sono compatibili con le console. Ok, poi ho messo le cuffie per DJ, come vedete, se voi ci cliccate sopra poi vi si apre ovviamente la categoria e tutti i prodotti che io ho selezionato. Ci sono, come vedete, anche le monocuffie che Amazon tratta, ci sono di diversi prezzi, di diverse marche. Ok, qui vedete solo Sennheiser, Technics. Tra l'altro sono rimasto molto stupito e mi ha fatto molto piacere vedere che le cuffie Technics su Amazon ancora si trovano e alcune non costano neanche tanto. Certo, queste sono le RPDH 1200 e quindi costicchiano un po', 148 euro, però diciamo sono anche queste altre Technics, le RPDJ 1200, queste però sono soltanto i padiglioni, 28 euro. Solo i padiglioni, se no tutta la cuffia costa 173, vabbè. Ho messo i padiglioni di ricambio per ogni singola cuffia, quindi diciamo che il sito è organizzato così. Questi padiglioni di ricambio sono i padiglioni di ricambio per alcune cuffie che vedete qui. Queste sono le Pioneer SMJ522, ci sono di vari colori, queste sono carine, non costano una tombola perché costano dai 37 euro, ecco. Queste sono, sì, nero, verde, lime. Poi ci sono queste qua che sono le Yamaha anche molto buone, 47 euro. Io l'ho messo un po' di tutti i prezzi perché non sapendo praticamente la clientela quanto ha da spendere. Ci sono queste da 200 euro, sono le Pioneer HDJ, ci sono queste da 58 euro che non sono male, sono le Newmark. Ovviamente voi adesso, se io adesso apro un'altra scheda, non so se come si comporta OBS, se vi fa vedere l'altra finestra che io apro, perché è la prima volta che faccio una diretta così con delle finestre. Sì, ve le dovrebbe far vedere, eccole qua, sì. E qua c'è tutta la spiegazione della cuffia di Amazon normale, uno l'aggiunge al carrello e l'acquista tranquillamente. Ok, quindi chiudo questo tab, andiamo a vedere, che ne so, gli hard disk portatili che ieri ho pubblicato in offerta. C'era questo hard diskino qui che non è male, andiamolo a vedere in dettaglio. Questo è un 2,5 pollici da 5 terabyte e costava 101,99 con il Prime. Ok, quindi consegna in un giorno, ok, 24 ore e ve lo consegnano. Questo qua ci sono tutte le altre, diciamo, le altre immagini con la possibilità di ingrandirle. Questo è quello che offre, diciamo, poi direttamente Amazon. Io ho soltanto fatto una cernita, come vedete hard disk di marche sconosciute qua non ce ne sono. Ci ho messo pure, ecco, per esempio questo è un hard disk per la Xbox, compatibile, già dato per compatibile con la Xbox, è di marca Seagate, come vedete, e quindi niente, ho messo pure quell'altro per la PlayStation. Diciamo c'è materiale, come possiamo ben vedere. Ci ho perso un sacco di tempo a fare queste cernite, ce n'è. Vogliamo chiudere questa visualizzazione, si va sulla X e si chiude la visualizzazione. Ecco, per esempio dentro articoli vari ci voglio mettere un sacco di roba. Queste sono altoparlanti che io ho acquistato, le Tronsmart, mi sono trovato molto bene. Sono altoparlanti Bluetooth con la tecnologia TVS. TVS significa True Wireless Stereo, cioè se voi ne comprate due, con una non funziona, con una, diciamo, fa stereo a sé perché c'ha due altoparlantini dentro, ma se voi ne comprate due di queste casse si parlano tra loro e voi tramite Bluetooth potete trasmettere in stereo. Voi sapete che io sono fissato mono stereo,
sempre detto, sempre parlato. Questi si sentono molto bene i bassi, molto molto marcati i bassi, hanno una durata molto buona perché ci si fanno oltre 3-4 ore con un altoparlante carico, e devo dire che per fare i picnic, per andare su un prato, per andare al mare, sono molto molto utili, molto molto comodi, diciamo sostituiscono egregiamente queste Tronsmart le radio che portavamo negli anni 80 sulle spalle, i boombox o simili. Ok? Questi invece sono degli auricolari della Ludos, sono magnetici tra loro, e quindi uno una volta che avvolge il filo li può attaccare uno all'altro da dietro, e hanno la parte che va dentro l'orecchio in memory foam. Quindi diciamo sono molto molto buoni questi auricolari, mi sembra che li ha recensiti anche Marco Palleggi di MVV Blog. Ok? Poi le Tronsmart mi sembra che le ha recensite Bocci, Gianluca Bocci, sul suo canale. Quindi diciamo sono tutti materiali che diciamo, poi ho acquistato io, e quindi questa ce l'ho da più di un anno, mi pare che l'ho comprata a inizio 2019, queste le ho comprate nel 2000, a fine 2019, quindi è qualche mese che ce l'ho e funzionano egregiamente, funzionano molto bene. Allora, andiamo avanti vabbè, qui ci avete tutte le varie pen drive, di tutte le velocità, di tutte le capienze, LSD, perché molte console, molti diciamo MDJ leggono anche l'SD, e l'SD quanto più sono veloci meglio è. Ci sono anche da 256 GB, ci sono da 32 GB, le Kingston, insomma ho messo un po' le SanDisk, ho messo un po' le marche più conosciute, evitando quelle cinesi con cui io ho avuto una pessima esperienza, in quanto se uno va a comprare queste cose molto economiche cinesi, a parte pure queste sono made in China, però almeno sono garantite da una marca, però praticamente ho avuto il problema che andandoci a scrivere, piano piano che si riempivano, mi cominciava a dare un sacco di errori e quindi diminuiva lo spazio disponibile e non erano più utilizzabili, diciamo. Queste invece sono garanzie di qualità, infatti guardate, vi faccio vedere, ecco, aspettate, vi devo rimettere un attimino la telecamera, rimettiamo la telecamera questa qui, facciamo una transizione, ok? Ecco, guardate, Kingston, vabbè 2 GB è vecchia come me, queste io le uso un sacco, 16 GB data traveler, vedete, ce n'ho, questa da 64 GB, già l'ho usata, ce l'ho dentro il telefonino, una mi pare che, questa pure è molto buona, 16 GB, ogni tanto qualcuna la prendo perché ci faccio anche le compilation da ascoltare in macchina, sono una diversa dall'altra ste pennette, cioè non se ne trovano due uguali mai, perché poi ne fanno uscire, ecco guardate, ok, cioè quindi voglio dire ste pennette tutti quanti noi ce ne abbiamo una catasta, poi adesso stanno scendendo talmente di prezzo che conviene prenderle e metterci magari dei file musicali, farci qualche al volo qualche backup. Rimettiamo Opera, ok, e quindi niente, ritorniamo su Opera un attimino solo. Quindi questo abbiamo detto le SD card solo di marca le consiglio, quindi Kingston, quindi SanDisk, anche le Toshiba non vanno male, le Samsung pure vanno bene, perché no, però che siano di marca, d'accordo? Ok, poi vabbè, qui ne ho messi pochi di vinili, ma presto ne troverete una valanga di vinili, perché come sapete io sono collezionista, la maggior parte delle scatole che voi vedete che io sballo sono vinili, e quindi questo store di vinili verrà ampliato parecchio. Troverete anche un'area dedicata ai vinili in offerta, cioè Amazon ogni tanto si inventa la Vinyl Week o un venerdì del vinile, un qualcosa, e ogni tanto fa delle offerte su dei vinili.
Allora, nel mio store troverete anche un'area dedicata ai vinili in offerta. Ovviamente sarà molto complicato gestire questa cosa, perché quando un vinile non è più in offerta va rispostato nella sua categoria. Comunque cercherò, compatibilmente con gli impegni della pizzeria che si ripresenteranno, di seguire anche questo store. Ok, questo per quanto riguarda i vinili speciali. Poi ci sono, ecco, i lettori CDJ e multimediali. Questi che vedete qui non sono tanti, proprio perché questi sono gli ultimi rimasti su Amazon che leggono anche i CD. Io ho cercato su Amazon altri diciamo lettori CD da DJ che abbiano il lettore CD incorporato, non ne ho trovati più. Quindi questi sono gli ultimi rimasti, ultime rimanenze su Amazon per quanto riguarda i lettori CDJ, quindi che hanno anche il lettore CD, e non soprattutto, non solo, perché questi hanno anche il lettore multimediali per leggere le pennette, scusate, le pennette USB, i file MP3, diciamo. Quindi questi qua, tutti quanti sono lettori multimediali. In più questi hanno anche il lettore CD. Come vedete ci stanno di tutti i prezzi, anche da 1216 euro, vabbè. Ok, e questa è la carta lettore CD multimediali. I piatti, diciamo, sono un patito di giradischi, guardate quanti ne ho messi, questi sono uno meglio dell'altro. Hanno anche il 1210 GR a 1669 della Technics, ma questo anche è molto bello, a 699 euro, l'RP 7000 MK2 Gold, giradischi in edizione limitata per la Reloop. Guardate che bello che è questo giradischi, ve lo voglio far vedere, ecco, magari se ingrandisco l'immagine, cioè un bellissimo prodotto della Reloop, l'RP 7000 MK2 Gold Edition. Diciamo, questa è a tiratura limitata, su Amazon ancora si trova. Ok, un altro giradischi molto bello che a me piace parecchio è dove sta il Pioneer, questo è un Pioneer, però questo è il 500, il 1000 della Pioneer. Questo non è questo, no, questa è l'Audio-Tecnica PLX 500. Mi sa che non ci ho messo il Pioneer 1000, eccolo, non lo vedevo, eccolo qua. Pure questo qua è un bellissimo giradischi, il Pioneer PLX 1000. Ok, questo molto bello, professionale, bello, molto bello come giradischi. Allora, sui giradischi io già mi fermerei, perché poi ci fermeremo, farò diverse dirette per quanto riguarda parlare dei giradischi, che io sono un patito proprio. Io attualmente ho, mi pare, 7 giradischi a casa, tra cui un Sony, ho 3 Technics, tutti e 3 1210, 2 sono gli MK2 e uno è l'M5G, poi ho un Teach addirittura, ce n'ho diversi. Queste sono le console. Io, come vedete, le console le ho divise perché non si capisce niente. Un'altra cosa che non si capisce bene è quando una console è stand alone oppure no. Attenzione, non confondiamo all in one con stand alone, perché sono due termini completamente diversi, hanno due significati completamente diversi. All in one significa tutto in uno, cioè che noi ci portiamo appresso un solo apparecchio che ha le due jog e il mixer, ok? Le due jog per dire che c'hai due lettori multimediali e il mixer, tutto in un solo apparecchio. Quello significa all in one. Stand alone c'ha tutto un altro significato. Stand alone significa che ve lo potete portare dietro scordandovi a casa il PC. Il PC non serve a queste console per funzionare. Qui c'è la Pioneer XDJ XZ, c'è anche la RX che è una stand alone, c'è la Prime 4 che Congi DJ utilizza nelle sue dirette al meglio per proporci la sua musica, c'è anche la Prime 2 che sarebbe come la Prime 4 però a 2 canali invece che 4 canali. Quindi se uno vuole portarsi dietro solo la console per suonare solo ed esclusivamente con quella, la Prime 2 va benissimo. Se uno ha altri apparati, altre cose da collegarci, la Prime 4 è la soluzione migliore. Questa è una console, la Denon MCX 8000, che attualmente su Amazon non c'è,
però ci sono altri rivenditori che la vendono anche tramite Amazon, perché purtroppo è uscita di produzione questa, anche se era un'ottima console. Andiamola a vedere in particolare questa console, guardate che bella che è questa console, cioè veramente si presenta veramente veramente bene. Una cosa che ho visto è che gli manca il balance sul master volume, però diciamo il bilanciamento destro-sinistro, ma raramente serve, quello si usa raramente. Comunque è un'ottima console, come vedete si presenta proprio bene 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 bene, ok? Ma comunque senza nulla togliere a tutte le altre, però questo era un ottimo compromesso, all'epoca quando è uscita era un'ottima console. Ho messo anche questa, che ha una particolarità, questa console, è una console così della Gemini, tra virgolette da battaglia, però la sua particolarità è che legge i CD. Console attualmente all in one, stand alone, che leggono i CD non mi pare di averne trovate, ok? Questa legge ancora anche i CD, come vedete molto più semplice rispetto a quella che ho aperto prima, ma pure il prezzo ovviamente è molto più semplice. Questa ve la portate via con 300 euro, è ovvio che in confronto a quell'altra diciamo non regge il confronto, però chi come per esempio me, che gli interessa parecchio avere il lettore CD perché non ho tempo di mettermi a digitalizzare tutta la marea dei CD che ho, perché non ho lo spazio, non me va, eccetera, e voglio ancora utilizzare i dischetti, questa può essere un'ottima soluzione. È molto semplice, molto economica e va bene. Quindi, come vedete, io ho pensato un po' a tutta una vasta tipologia di clientela. Ok? Andiamo avanti, queste sono le console all-in-one per DJ, eravamo arrivati qua, stand-alone, all-in-one stand-alone, e queste sono tutta una serie di apparati e mixer e schede che vi permettono di fare il DVS, ovvero il DJing alternativo. Che significa DVS? Che significa DJ alternativo? Allora, diciamo prima dell'arrivo di queste console, di queste, diciamo, dei prezzi che sono calati, dei vari CDJ eccetera, gli appassionati di vinili volevano continuare a fare le serate in vinile, però molte tracce in vinile non si trovano più, i vinili per un gran periodo non sono stati più prodotti, anche ancora oggi molti mix non vengono incisi, quindi diciamo che bisogna per forza andare a mettere della musica digitale se uno vuole avere della musica moderna su vinile. I vinili singoli si trovano poco e niente, quello che si trova adesso tutte le varie ristampe e le stampe pure di vinili nuovi, ma in ogni caso sempre LP, mentre per i dischi mix come eravamo abituati noi che facciamo i DJ negli anni 90, negli anni 80 non si trovano quasi più. Allora che cosa si sono inventati per farci ancora mixare con i due giradischi, le puntine e i dischi? Si sono inventati questo sistema DVS tramite due vinili particolari codificati. Su questi vinili non c'è incisa musica, ci sono incisi i dati. Su questi dati vengono elaborati dal computer e il computer stesso ci associa tramite il programma che voi installate, può essere Virtual DJ, Serato, Recordbox, quello che volete, traduce questi dati in musica che però è un file MP3, un file FLAC, quello che volete, che sta residente sul PC. Quindi voi potete screcciare tranquillamente, mandare avanti e indietro il vinile, a seconda di dove poggiate la puntina, il computer sa a che punto della traccia voi state, quindi in automatico è come se voi avreste la sensazione di mixare in vinile con questo sistema DVS. Però questo sistema DVS di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di una scheda audio particolare, perché l'audio entra nel computer da due sorgenti che sono i due giradischi e deve uscire separatamente per andare al vostro mixer su due canali diversi. Quindi diciamo è una scheda audio un po' particolare, un po' complessa, non è la scheda audio che abbiamo tutti quanti nel PC che ha l'entrata microfono, line in e l'uscita delle casse, no. Esatto, praticamente io poi non sto leggendo le chat, non so se mi state scrivendo qualcosa. Ciao Marge, mi fa piacere che mi segui. Sto parlando un po' del negozio e sto dando diciamo
alcune indicazioni per quanto riguarda questi apparecchi che ho messo a catalogo, diciamo così. Sto parlando del DVS e quindi niente, praticamente il DVS ha bisogno di questa scheda. Questa scheda può essere anche inclusa in un mixer, ok? Quindi il mixer voi lo attaccate con l'USB e sull'USB stessa passano i dati sia audio di ritorno dal PC con la traccia e sia i dati che vengono letti dai giradischi e vanno al PC, tutto tramite un unico cavo USB, e voi attaccate i giradischi alle entrate normali del mixer al fono in e però poi avrete sui due canali su cui selezionate PC tramite i selettori d'ingresso dove avete selezione fono, PC o line in, lì se selezionate PC da tutte e due le parti automaticamente il mixer dice al PC che voi state utilizzando dei vinili di controllo, dei control vinyl, e automaticamente potete mixare con le tracce MP3 direttamente col giradischi e con i vinili. Ve ne faccio vedere giusto qualcuno. A me piaceva parecchio dove sta, se lo riesco a trovare al volo, perché sono tantissimi qua. Ecco, il Reloop, questo è un ottimo mixer, guardate che bello che è, ve lo ingrandisco. Allora, praticamente questo Reloop è stato proprio fatto, infatti si chiama RMX 90 DVS, per il DVS. Come vedete sul selettore qui c'è CD, line e poi c'è USB, anche sul canale 2 CD, fono e PC, USB, CD, fono, USB pure sul canale 3, USB, line CD e al centro avete il PC, l'USB. È un ottimo mixerino questo, da non sottovalutare. Ce ne potrà parlare, cioè potrà pure scrivere qualche consiglio a Congi DJ, che mi sembra che lui l'aveva preso questo per sapere come va, come non va, ma io l'ho sentito. Congi mi pare che ha detto che funziona molto molto bene. È un mixer, come vedete, completo, perché ha diciamo tutto il controllo dei toni separato in bassi, medi e alti, il gain su tutti e quattro i canali, c'ha una parte FX, quindi di effetti, c'ha, vabbè, sempre io dico prendetelo con le molle, il contatore di BPM, va bene, c'ha il fader, c'ha diciamo il controllo della cuffia, con pure la possibilità di mettere la cuffia se vogliamo sentire su un canale, sul canale destro l'uscita e sul canale sinistro il preascolto, oppure mischiati insieme. Insomma, c'è un sacco di funzionalità questo mixer, molto 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 bello, semplice da usare secondo me, perché è molto semplice rispetto a tanti altri mixer che invece cominciano ad essere molto più complessi. Quello che ho io, guardate, vi faccio vedere, non so se l'ho messo. Ah no, perché quello non fa il DVS, quindi lo troveremo sull'altra categoria. Quindi passiamo di categoria. Vinili di controllo. Allora, eravamo arrivati, lettori multimediali per DJ, piatti giradischi, vinili di controllo, picture disc, console in one, DVS, casse monitor. No, vi volevo far vedere, ecco, mixer per DJ. Allora, qua ci sono una marea di mixer, vedete? I mixer sono tanti. Ecco, quello che ho io è questo, che ancora adesso ho grossa difficoltà ad utilizzare, devo dire la verità. Questo è il DDM 4000 della Behringer, secondo me è un gioiellino che se fosse commercializzato da Denon o da Pioneer, una cosa del genere, farebbe molto molto successo, perché ha una marea di particolarità. Tra l'altro ha anche una parte qui dedicata al campionamento, molto molto buona, lo fa anche da solo il campionamento, perché avendo pure il contatore di BPM lui ha la battuta giusta, quando tu gli dai il rec parte da solo e registra per 4 battute, 8, 16 o 32 battute. È molto molto buono, c'ha pure il file start per quanto riguarda il campione, se uno vuole catturare un loop lui lo cattura molto molto bene, quindi diciamo uno può mettere un loop e poi magari farlo partire solo quando muove il fader, quindi il fader start è molto importante. C'ha una marea, ma una marea di effetti che non avete
non avete idea. C'ha la possibilità di tagliare tramite un tasto le frequenze, le tre frequenze bassi, medi e alti. C'ha ovviamente i V-meter su ogni singolo canale, compreso il microfono, c'è il bilanciamento sull'uscita. Io mi sono trovato molto bene con questo mixer, anche se, ripeto, non mi sento in grado di utilizzarlo per quello che fa. Cioè questo mixer fa veramente un'esagerazione di cose, c'ha una marea di effetti, di migliorie, di parametri pure, possiamo dire così, parametri talmente tanti ce n'ha che secondo me è quasi impossibile adoperarli tutti mentre uno lavora. Comunque è molto completo, a me avrebbe fatto piacere perché la Behringer ovviamente sapete fa un materiale professionale ad alto livello e ha lasciato la parte DJing così a cose molto economiche, quindi diciamo come qualità questo mixer non è di altissima qualità, questo è adatto a stare dentro casa per chi fa feste dentro casa o si esercita da solo per esercitarsi a fare il DJ. Di certo questo non lo potete spostare da una parte all'altra e non è nemmeno fatto per poter essere usato tutti i giorni, magari 3-4 ore al giorno, no. Questo purtroppo è la qualità, ovviamente non costa quanto un Pioneer, questo 399 euro nuovo, quindi diciamo che il prezzo, visto che c'è un'ingegnerizzazione molto accurata di questo mixer, ovviamente va tutto a discapito della qualità. Però io mi ci sono trovato molto bene, io lo uso ogni tanto quando scendo giù, mi fa piacere mettermi a sentire un po' di musica e uso questo mixer qua. Ok? E questo per quanto riguarda i mixer, senza che mi dilungo troppo poi su tutte le altre categorie. Queste sono le console USB per DJ, tutte queste console che stanno qui hanno bisogno del PC. Queste senza PC sono scatole che non servono a niente. Ok? Queste sono console da utilizzare insieme a un software, Virtual DJ, Serato, Recordbox, quello che vi pare. Però, tra l'altro, con alcune di queste, ovviamente, essendo che hanno bisogno del PC, vi danno anche la licenza per utilizzarle col PC. Quindi c'è il software licenziato dentro. Ok? Nessuno sta più scrivendo nella chat, non lo so, aspettate che vedo, perché Mirko diceva che è contro le chiavette verbatim. Io Kingston infatti, quindi no, io ho consigliato Kingston, SanDisk, queste cose qua. Ok, andiamo avanti. Queste sono console, quindi dicevo, che richiedono un PC e quindi al prezzo di questa console ci dovete aggiungere il prezzo di un PC. Perché? Perché praticamente il PC che poi andate ad attaccare a queste console non deve essere un PC che voi utilizzate per fare tutto, per andare su internet, perché poi c'è il caso che la console funziona molto bene, ma il PC vi si impianta ogni 3x2. Quindi associategli un PC buono, meglio se è un Apple, gli Apple con la musica vanno benissimo, comunque meglio se è un PC sia dedicato solo ad essere accoppiato a queste console. Quindi al prezzo che vedete esposto di queste console ci dovete mettere il prezzo di un PC. 400-500 euro costa un PC per utilizzarlo con queste console, quindi uno deve andare a valutare tutto, se conviene prendere una stand alone che quindi fa tutto da sola, il PC neanche c'ha bisogno, oppure prendere una di queste, oppure il Reggi PC, che tra l'altro, ecco, un'altra categoria che mi manca sono tutte le varie aste, le varie fly case, quella è una categoria che voglio mettere. Abbigliamento per DJ, ho voluto fare anche una categoria abbigliamento per DJ, proprio perché tra cappellini, magliette, felpe è carino avere pure a disposizione subito in un'unica schermata, come vedete è molto semplice avere tutta una serie di consigli di abbigliamento per andare a fare le serate. Ovviamente sono quelle che mette a disposizione Amazon. Ho cercato qualcosa della Technics, ho trovato molto poco, però qualcosa c'è parecchia roba della Pioneer DJ,
quindi Pioneer DJ, qualcosa pure ho disegnati soltanto, ecco, con altri loghi, ecco, vedete, con i loghi così, sempre con le cuffie, perché il DJ, ecco, quest'altro pure, vedete, sono carini, diciamo capi d'abbigliamento che io consiglio di utilizzare quando andate magari a fare una serata, sono molto, diciamo, l'ho selezionati, ecco, cioè, può mancare mai il nostro Gigi D'Agostino? No, che non può mancare, e vi ho messo sia la maglietta a maniche corte sia la felpa, e questa pure è una felpa però più pesante mi pare, no? Può darsi pure che è la stessa delle due no, questa c'ha il collo e questa no, infatti no, le avevo messe diverse, questa è col collo lungo e questa è senza collo, ok? Quindi avete pure queste qua, le felpe della Pioneer DJ, se la volete con la scritta grande davanti o con la scritta grande dietro, la scritta piccola davanti. Insomma, ci ho messo, diciamo, questa è molto bella la maglietta, andiamola a vedere in particolare, guardate che bella che è questa maglietta. È un pezzo di storia del 1210 MK2, il giradischi che ha fatto la storia del DJing, eccola qui, questa maglietta, questa tra l'altro sta tra i 18 e i 20 euro, quindi neanche tanto questa maglietta. Ok, questi sono tutti articoli che voi cliccate, mettete nel carrello e li comprate, ok? Poi ci sono i piatti per i panni per i giradischi, i panni in felcro antistatici, come vedete ce ne ho messi diversi, alcuni sono della Technics, vedete ce ne ho messi un po' di, c'è chi adesso come slipmat.it te li fa personalizzati, io pure me li sono personalizzati, anche l'amico Tip se li è personalizzati. Comunque vedete che ci sono un sacco di scelta, belli anche questi, andiamoli a vedere in particolare, eccoli qua, guardate che belli questi richiamano Matrix, il film, ecco, andiamo a vedere proprio un singolo panno, eccolo qui, come vedete il buchino sta qui al centro, neanche si vede, ok, e questi sono i panni per i giradischi. Allora, che cosa è rimasto, vediamo DVS, i casse monitor, vabbè, qui ci ho messo un bel po' di casse monitor perché le casse monitor uno le sottovaluta ma sono importanti, ci ho messo delle Pioneer, le KRK, ecco queste qua, vediamo queste qui, prendiamone una ad esempio, eccole qua, guardate che belle, queste sono le Rocket, queste sono le G4, quelle più piccoline, ma ci ho messo anche quelle più grandi, ok, queste sono le KRK, molto molto buone, tra l'altro secondo me consigliate pure sulla Yamaha, in quanto la Yamaha, come questa qua per esempio, è destinata più a chi fa musica con gli strumenti, che queste Yamaha si sentono molto molto bene, mentre quelle altre sono più da DJ, hanno più frequenze medio basse, queste invece senti un po' tutte quante le frequenze, anche quelle medio alte, diciamo, sono molto molto buone. E poi ci ho messo pure per gli appassionati, ecco, casse un po' più scherzose, un po' più, queste addirittura c'hanno i LED dentro, sono le Newmark and Wave, c'hanno dei LED dentro multicolore, queste cambiano colore i LED dentro, vedete? Ci sono dei LED multicolore, sono carine, queste sono per far scena, se uno deve fare delle dirette magari si utilizza queste come monitor, sono 40 watt dichiarati, sono Newmark, quindi la marca non è malissimo, fa attrezzatura per DJ, il prezzo è 179 euro, quindi non sono proprio economicissime, però vanno, diciamo, per fare scena vanno bene e possono essere utilizzate come monitor, diciamo, non in una serata, perché con queste servono le casse un po' più grandi per fare monitor in una serata, però per fare da cassa monitor, secondo me alcune di queste attaccate pure ai televisori di adesso fanno la loro figura, perché i televisori di adesso, il fatto che sono molto piatti, l'audio fa molto, cioè non si sente bene. Io stesso ci ho dovuto attaccare un impianto 5.1 col subwoofer, soprattutto perché magari i medi e gli alti, sì, questi televisori te li rendono bene, ma i bassi non ci stanno per niente, col fatto che non hanno cassa armonica.
Queste sono tutte quante, diciamo, da me consigliate, sono selezionatissime queste, a seconda le proprie esigenze, a seconda di quanto uno può spendere per le casse monitor. Ok, poi ovviamente ho fatto questa categoria vinili picture disc, qui io ce ne aggiungerò tantissimi. Ecco, questo per me è il miglior picture disc che sia mai stato fatto. Andiamo a vedere, ci ha messo un po' a caricarlo perché questo è il picture disc di Dangerous. Io l'ho acquistato questo, un doppio vinile Dangerous picture disc, ma non arriverete mai a capire quanti dettagli ha questa foto. Siccome mi piaceva tantissimo, io già Dangerous, il disco nero, doppio disco nero dell'epoca, lo comprai appena uscito, però mi sono preso, me l'ha regalato veramente mia moglie, è un regalo veramente veramente graditissimo, anche perché stava nel carrello da parecchio tempo, da più di un anno, da quando lo vidi alla discoteca laziale, mi pare nel 2018, quindi è parecchio tempo che lo volevo. Alla discoteca laziale lo vidi questo picture disc, ovviamente all'epoca non lo comprai, e quindi è rimasto nel carrello. Mia moglie sapeva che io ero particolarmente attratto da questo picture disc e me l'ha fatto come regalo, molto molto gradito. Ok, allora, che altro dire? Oltre a questo negozio che vedete, che io adesso mi ci dedicherò, lo amplierò, ci metterò altre categorie, e quindi lo vedrete crescere sotto i vostri occhi, perché non rimarrà statico così. Questo io mi ci dedicherò tutti i giorni ad aggiungere, a levare, diciamo a migliorare questo. Aspettate che torno un attimino su di me, facciamo la transizione. Praticamente non si fermerà così, diciamo questo negozio, ma andrà avanti. Ok, quindi che altro volevo dire? Ci sono anche dei canali che sto creando piano piano. Quello che ho già creato è il canale Telegram. Su Telegram, in cui metterò il link per chi lo leggerà, vedrà questo filmato su Facebook o su YouTube, diciamo, nella descrizione metterò anche il link al canale Telegram, e ho appena finito di creare la pagina Facebook dedicata diciamo, a questo store, su cui troverete però pochi oggetti selezionatissimi. Non voglio fare come fanno tutti quelli, offerte Amazon, maxi offerte, scruscio offerte, offerte di qua, che io ho 1000 e passa messaggi da leggere su ogni gruppo di questi, non si finisce mai, è impossibile. Allora che cosa è la mia intenzione? Mettere magari uno, massimo due articoli al giorno e pubblicati tutti e due insieme, in modo che non è invasivo. Io voglio fare cose non invasive, ragazzi, perché se cominciamo a fare cose dove vengono pubblicati 1000 post al giorno, diventa una scocciatura. È vero che ho visto che quelli hanno 70.000 iscritti al canale, però quanti gli danno retta? Io ce l'ho lì, ma non gli do retta, sono troppi messaggi. Allora io ho pensato uno, massimo due al giorno pubblicati contemporaneamente è l'ideale per non dare fastidio, per non invadere, diciamo, gli iscritti al canale, e quindi vi invito pure a condividere e a fare crescere il canale sia Telegram e sia la pagina Facebook, che adesso comincerò a pubblicizzare. Ok? Che dire di altro? Niente, farò spesso delle dirette qui su YouTube, Twitch e Facebook per spiegare meglio poi ogni singolo articolo. Ok? Continuerò a fare gli unboxing di Amazon, che come vediamo qui sono proprio tanti e niente, guardate quante scatole qui c'ho scatole qui, scatole qui, quindi diciamo noi di acquisti Amazon ne facciamo parecchi. Ecco, guardate questo, si sa che cosa c'è dentro. Questa è proprio tipica scatola del vinile. Scusate, non so quale telecamera sta inquadrando adesso. Ho due telecamere, quindi divento un po' matto. Torniamo alla visuale di prima. Quindi niente,
continuerò a spiegare, a illustrarvi, quindi scrivetemi anche magari nei commenti di YouTube, nei commenti di Facebook, che cosa vorreste vedere, che cosa vorreste che io spiegassi in queste dirette, e magari io cerco di accontentare tutti e di spiegarvi gli oggetti che io stesso metto in vendita, ok? Proprio perché essendo oggetti selezionati, io anche se non li acquisto, però mi documento prima su che oggetti sono. Non è che prendo e butto tutto dentro al calderone così come fanno anche loro, solo perché sta in offerta. Spesso non troverete neanche oggetti in offerta nel mio store, perché il mio intento non è farvi avere tutte le offerte, offerta Black Friday, Black Saturday, Cyber Monday, cioè inventiamo tutti i termini di questo mondo e di quell'altro. No, non va bene, perché poi cominciano ad essere troppi articoli e la gente si scoccia, ok? Quindi scusate se ogni tanto mi vedete che clicco, faccio, dico, perché io cerco di vedere, ho una marea di finestre aperte che adesso vi farò vedere, invece vi darò per un attimo l'accesso a quello che è il mio computer. Allora, questo computer con cui sto facendo la diretta, adesso andiamo piano piano verso l'unboxing di questo pacchetto di Amazon, piano piano ci stiamo arrivando all'unboxing. Allora, questo PC è un PC diciamo che io ho ricostruito tra quelli che mi erano stati dati da buttare via con il RAI quando avevo il negozio Morena Computer, e il case viene da una parte, la scheda madre da un'altra, la scheda video da un'altra parte. Insomma, ho fatto quello che fa un po' Marco Valleggi con i suoi computer, che prende i pezzi che gli arrivano dai vari dumpster diving o dalla posta del suo canale. Insomma, lui cerca di mettere insieme e poi di fare un PC. Dico che questo PC sarà circa del 2013, ora non mi ricordo bene quando l'ho assemblato, però il negozio l'ho chiuso a inizio gennaio-febbraio 2014, questo io già ce l'avevo, quindi ecco, così capite un po' di che anno stiamo parlando. C'ha circa 7 anni questo PC. Diciamo che io lo stresso al limite della potenza, ok? Allora, non so se mi sono ricordato. Allora, non so se mi sono ricordato di abilitare il microfono. Sì, mi sono ricordato di abilitare il microfono. Allora, vi do adesso quello che vedete è soltanto il ripetersi di OBS, perché io ho OBS aperto. Ma se io vado a riconificare OBS, quello che vedete adesso, io ecco qui ho Facebook con Restream, che è il software di streaming che adopero io, ok? Allora, andando a togliere Restream, io ho, ecco, questa è la pagina di Opera. Qui vedete c'è una pagina posta elettronica perché io ho Outlook sempre aperto, ma Outlook ha diversi file da 8 GB l'uno, perché ho la posta dal 2014 ad oggi tutta archiviata lì dentro. Questa, come dicevo, è la pagina di Opera. Poi questo è VLC, come vedete quante applicazioni ho aperte, finestre a non finire. Questo è il mio desktop pieno di icone. Quello che spaventa è l'innumerevole numero di finestre di Google Chrome che io ho aperte, ma il bello è che se io vado su ogni singola finestra, guardate qui, questa è una finestra e guardate i tab che ci sono qui aperti. Allora, quello che vi volevo far vedere era praticamente, queste invece sono le finestre di gestione risorse, le directory che a me servono per lavorare. Quindi apro, chiudo 2000 finestre e me le tengo tutte qua. Poi ho diverse finestre pure di PowerPoint con cui faccio grafica, faccio un po' tutto quanto. Vedete, qui c'è studio, faccio catture schermi, insomma con PowerPoint ci lavoro anche parecchio. E questo è il mio PC, c'ha 16 GB di RAM di cui 15 occupate, quindi lo sto uccidendo questo computer, quindi è un computer, ma quello che più fa specie è che sono arrivato alla frutta, è questa finestra che vi faccio vedere adesso. Allora, come vedete questo computer ha diversi dischi, ma sono tutti una spremuta di sangue, nel senso che sono tutti rossi.
L'unico che vedete in celeste è questo qua, ma questo è un disco da 100 megabyte, non ci faccio niente, non c'entrano manco come 10 mp3 tra un po', e quindi è grande come neanche 100 dischetti di una volta, i vecchi dischetti da 1,44. Questo era, siccome ho preso da un altro PC portatile che ho dovuto levare, che si era rotta la scheda video, quindi l'ho dovuto buttare. Questo qua è un hard disk in cui c'era lo spazio riservato per l'avvio del sistema operativo. Come vedete questi sono tutti dischi abbastanza grandi, questo è 1 tera, questo è 1 tera, questo è 2 tera, questo è da 41 giga su 800 giga, questo è da 196 giga, questo è da 2 tera, questo è da 3 tera, questi altri sono in rete, ma come vedete questo è un NAS di rete da 4 tera e questo è un altro da 1 tera e mezzo. E ho grossa difficoltà con questo computer proprio perché per gestire tutti questi spazi, perché io poi gestendo parecchio la musica, gestendo pure un po' di grafica, gestendo tutte queste cose qui, diciamo mi impicco soprattutto con gli spazi. Ok, rifacciamo la transizione, ritorniamo su di me. Allora, quindi detto questo possiamo procedere a fare l'unboxing di questo. Allora, qui dentro in teoria io su Amazon ho comprato quello che io stesso ho pubblicizzato ieri sui miei canali, ovvero l'hard disk. Oramai ci siete arrivati perché vi ho fatto vedere che cosa aveva bisogno questo computer. La scheda video funziona bene, scheda audio mi sentite bene, quindi io ci ho attaccato poi alla presa degli autocolanti, ho le cuffie che si sentono benissimo, quindi io sfrutto benissimo le cuffie. Quindi adesso andiamo ad aprire questo pacchettino. Io adesso sto prima levando questa etichetta ed ecco, mi mancava il sorriso di Amazon, l'ho trovato perché stava sotto a questo. Allora, Amazon ha sempre le aperture facilitate per i suoi pacchi, come vedete basta tirare la linguetta e il pacco è aperto. Quindi, e infatti eccolo qua, la scatola è vuota, non ce ne frega niente. Eccolo qua, 5 terabyte di hard disk. Ok, questo ora lo attaccherò subito, verrà poi attaccato alle prese USB del NAS perché mi serve proprio che sia raggiungibile anche dai vari televisori di casa, ma prima ci devo appoggiare delle cose. Adesso poi piano piano vi farò pure una recensione di questo hard disk e troverete anche tutti i benchmark fatti con i programmi dovuti e diciamo le relazioni che fa Crystal Disk Info. Ok, lo metto pure di qua, ce l'avete in 3D così l'ho visto da due parti. Quindi eccolo qua, l'hard disk l'ho messo su quest'altra visuale. Ok, l'ho messo su quest'altra visuale, l'ho messo qui sui dischi. Quindi niente, io diciamo è circa più di un'ora, mi sa che siamo in diretta. Vediamo un po' che me lo dice. Sì, è quasi un'ora. È quasi un'ora che stiamo in diretta. Che dire di altro? Tutti questi altri scatoli, vedete questo scatolo, poi così, Amazon ne ride sempre. Ok? Tutti questi altri scatoli per i quali apriremo piano piano nel tempo, non c'è assolutamente fretta perché così ci garantiamo altre dirette, diciamo altri giorni insieme e vedremo poi piano piano cosa uscirà da questi scatoli. Magari convincerò anche mia figlia, perché tramite mia moglie anche mia figlia ha qualche desiderio e noi glielo realizziamo su Amazon comprando determinate cose su Amazon. Magari pure lei vorrà fare qualche unboxing in diretta, chissà se gli andrà, ben venga, se no non fa niente, faccio i miei, che tanto ce n'ho più di qualcuno, anche se diciamo ho il negozio su Amazon. Ciò non vuol dire che io non possa più comprare su Amazon, anzi sono ancora più invogliato ad acquistare su Amazon,
non so chi è rimasto, scrivete, se avete qualche domanda scrivetemela, se avete qualche domanda scrivetela ora, io adesso ce l'ho un po' di tempo da dedicarvi, ok? Non lo so, se avete domande, quanta gente c'è ancora connessa, vediamo un po'. Niente, una sola su Twitch, quindi niente, direi che per oggi può bastare. Abbiamo fatto l'unboxing di questo hard disk da 5 terabyte portatile USB 3.0, compatibile con tutto, praticamente da Windows 7 in poi, Macintosh, USB 3, è compatibile anche con USB 2. Io adesso questo lo aprirò immediatamente, lo attaccherò al PC e vedremo cosa succederà. Crystal Drive cosa mi dirà, farò un po' di cattura schermo e vedremo un po' come si comporterà questo hard disk, ma anche se a me non mi serviva un hard disk che sia veloce ma che sia affidabile, quindi a me la velocità relativamente mi interessa di più l'affidabilità. Io qui ho diversi hard disk tutti quanti USB, per questo anche io lo attaccherò al NAS, perché così non vado ulteriormente a sovraccaricare l'alimentatore del PC, che già secondo me gira al massimo delle sue capacità. Allora, voglio fare un'ultima cosa, quindi aspettate un attimo prima di salutarci. Quindi ok, un attimo solo. Ok, bene, non c'è altro da dirci, io direi che si può tranquillamente salutarci e dare appuntamento al prossimo unboxing, dove parleremo sempre anche del mio negozio, dei miei canali sia Amazon. Vi dico, continuate a seguire anche il mio canale Mixcloud, su cui ci sono una marea di compilation, www.mixcloud.com/Renato De Vita. Lì troverete anche un sacco di compilation già pubblicate. Che dire, mi sembra che ho detto tutto, quindi vi saluto, vi do appuntamento alla prossima diretta. Grazie di avermi seguito, a tutti quanti voi buon pomeriggio.